Dice un grido di suono, alleluia, Cristo Signore Dio tuo, alleluia, alleluia, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete ucciso, l'avete crocifisso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha infuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte ed eredità il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Vittime pascali laudes, in monem Christiani, annus redemptores, Christus innocens Patri, reconciliavi peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, lux vitae mortuus regnat vivus, nic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloria
In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi è lunedì di Pasqua, conosciuto anche come Pasquetta o come lunedì dell'Angelo, una giornata di festa che sta all'interno di quella che conosciamo come l'ottava di Pasqua. L'ottava è un privilegio che hanno nel calendario liturgico odierno solo due festività cristiane, che sono il Natale e la Pasqua per l'appunto. E questo privilegio consiste nel fatto che noi per gli 8 giorni che seguono la festa, in questo caso la Pasqua, possiamo celebrare con la stessa gioia della domenica della Pasqua per l'appunto la risurrezione del Signore. E allora anche per questo motivo giungano ancora una volta a voi tutti che ci ascoltate, che ci seguite con attenzione e con grande affetto, gli auguri più sinceri, più gioiosi, più belli e soprattutto più vivi di una buona Pasqua, sia da parte mia, sia anche da parte di Don Corrado. Viviamo questo lunedì di Pasquetta, lunedì di Pasqua, lunedì dell'Angelo, che a dir si voglia, cari fratelli e sorelle, come un fare un passo avanti, perché effettivamente quello che la liturgia oggi ci chiede di fare attraverso la parola di Dio, le letture che abbiamo ascoltato, è proprio un passo avanti, un salto in avanti, un passo di qualità. A che cosa mi sto riferendo? Beh, ieri, se ricordate, a partire dalla veglia pasquale e poi per tutta la giornata, noi abbiamo insieme con le Marie, insieme con Pietro, insieme con il discepolo che Gesù amava, noi abbiamo contemplato il sepolcro aperto. Il sepolcro non solo aperto, il sepolcro vuoto, nel quale abbiamo però trovato quel sudario, le fasce con cui il corpo di Gesù era stato avvolto, ma queste tele, il sudario, le abbiamo viste messe su un luogo a parte, come riferisce del resto anche il Vangelo di Giovanni. E in questi segni anche noi abbiamo creduto alla risurrezione del Signore. Il Signore poi, da come ci è stato confermato anche dall'Angelo, non è morto ma è vivo. E ieri dunque abbiamo contemplato. Oggi dobbiamo fare un salto di qualità dalla contemplazione all'azione. Se siete stati attenti, infatti, le letture che abbiamo ascoltato colgono Pietro da una parte e le donne nel Vangelo nell'atto di
annunciare a tutti la lieta e gioiosa notizia della risurrezione del Signore. Ecco quell'azione allora a cui anche noi siamo chiamati a passare. E le letture che abbiamo ascoltato, oltre a darci questo segnale di concretezza, ci suggeriscono anche degli atteggiamenti su come condurre questa azione nella quale anche noi oggi siamo invitati. Innanzitutto cogliamo l'atteggiamento di Pietro nella prima lettura. Luca, in questo passaggio degli Atti degli Apostoli, ci riferisce che Pietro, insieme con gli 11, si alzò in piedi. Prima di prendere la parola, Pietro si leva, si alza in piedi. E naturalmente non è solo un atteggiamento che risponde all'esigenza, quella di essere visti, di essere visti meglio, di essere ascoltati meglio. 2000 anni fa non esistevano i mezzi tecnologici di cui noi disponiamo oggi, per esempio dei microfoni. Dunque quella di alzarsi in piedi appunto era un'esigenza. Ma qui questo gesto assume tutta una valenza e una carica che sono simboliche. Effettivamente l'alzarsi in piedi è un vero e proprio atteggiamento tipico del risorto. Questo alzarsi in piedi noi lo vediamo anche nell'iconografia, quella sacra, quella che ha tentato di rappresentare il risorto. Per esempio, non so se lo potete vedere, ma il drappo che copre l'ambone in segno di festa ha un risorto che si vede fino a un certo punto, perché poi c'è la balaustra qui davanti ed è colto in piedi. Ma per esempio noi possiamo prendere anche questo quadro della Via Crucis, che appartiene alla parrocchia di Giussana, che conserviamo con tanto amore nella nostra chiesa. Non so se lo vedete, ma qui Gesù, come è colto dall'artista, è colto sopra la sua tomba aperta ed è colto in piedi. Si sta alzando in piedi. È un vero e proprio movimento di risurrezione. Ma questa iconografia la notiamo anche in altre parrocchie della nostra zona, unità pastorale. Per esempio a Lugugnana, nell'antica Pieve, la bellissima pala d'altare che raffigura il risorto, come è stato rappresentato dall'artista, in piedi, in tutta la sua gloria, in tutta la sua maestosità. Pensiamo anche a un'altra chiesa, la chiesa parrocchiale di Villanova, dove l'ultima stazione della Via Crucis, opera di padre Fumagalli, è proprio anche lì la risurrezione, rappresentata veramente in una chiave singolare, come una bomba atomica. Ma la bomba atomica che cosa fa? Dal basso sale verso il cielo, sale verso l'alto come una sorta di fungo luminoso. E allora questo atteggiamento che Pietro vive è veramente un atteggiamento che ha una carica, come dicevamo, veramente grande, che illumina anche noi in questa giornata e che ci consente di capire, fratelli e sorelle, che il discepolo di Gesù vive esattamente ciò che è la sorte del suo Maestro. Allora, se Cristo è risorto in questo modo, è vittorioso sul peccato e sulla morte, anche noi lo siamo esattamente come Lui. E il suo annuncio è un annuncio che riflette esattamente questa vittoria, riflette esattamente tutto ciò nelle sue parole, perché i primi discepoli sono attrattivi
nell'annunciare la risurrezione del Signore e fanno, possiamo dire così, ma lo dico in una chiave assolutamente serena e positiva, proseliti, perché attirano tanti a credere nel Figlio di Dio risorto, perché parlano bene, certamente, saranno stati bravi nell'eloquenza, molti di loro anche da un certo punto di vista, anche con una certa cultura, studiati, quindi bravi nel presentare un discorso corretto da un punto di vista grammaticale, ma questo non è sufficiente. I primi apostoli, i primi discepoli sono stati attrattivi perché nel loro annuncio si percepiva questo stare in piedi di Gesù, che è anche lo stare, e deve essere lo stare in piedi di noi discepoli. Ieri, 2000 anni fa, ed esattamente come oggi. Questo è un primo atteggiamento allora che anche noi siamo chiamati a vivere, cercando di passare dalla contemplazione all'azione. Ma la parola che abbiamo ascoltato attraverso le letture proclamate anche ci indicano altri atteggiamenti. Pietro infatti non è solo in piedi fisicamente, ma ha anche un certo stile nell'annunciare il Signore risorto. È lo stile di un'estrema franchezza che possiamo tradurre come coraggio che nulla teme anche da coloro che possono contrapporsi allo stesso annuncio o essere indifferenti a esso. Nel caso specifico della prima lettura che abbiamo ascoltato, Pietro sta parlando agli uomini di Giudea e sappiamo che una parte di essi ha accolto questo messaggio e ha creduto, ma una stragrande maggioranza di loro non lo ha accolto e dunque non lo ha creduto. Ma questo non frena Pietro. Pietro non sa andare al di là della situazione che si trova davanti nel momento in cui egli parla, perché è animato da questa grande forza che lo ha colto, che lo ha colpito, che lo ha contagiato, che è la forza che attira da parte della risurrezione del Signore, come una grande calamita di vita, di gioia, di speranza. Ecco che cosa anima Pietro e gli consente di andare al di là dell'essere accolto o del non essere accolto, dell'essere creduto o del non essere creduto. Che anche possiamo dire la stessa franchezza, lo stesso coraggio delle donne di cui ci ha parlato Matteo nel suo Vangelo. Le donne, ci ha detto poco fa, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Non sappiamo che cosa le donne abbiano detto ai discepoli, non è riportato nel Vangelo, ma credo possiamo però supporre, immaginare con estrema facilità che queste donne poi abbiano detto qualcosa e nel momento in cui parlavano, cercavano di dire, di trasmettere la gioia di quanto avevano visto, di quanto avevano creduto, poi interviene anche il Signore dalla loro parte. Salute a voi, non temete. Come a dire, anche noi dobbiamo essere animati da questa franchezza, da questo coraggio. Questa franchezza e questo coraggio che sono dati da quello che noi sentiamo dentro nel cuore. Una grande forza che per sua stessa essenza non possiamo tenerci dentro, ma che ha bisogno di uscire, come una bomba che sta per scoppiare, una bomba di gioia che non riesce a stare dentro l'involucro che la protegge e quindi deve trovare qualcuno che la ascolta, qualcuno a cui condividere questa gioia. E sappiamo anche che questo coraggio e questa franchezza noi l'abbiamo perché il Signore non ci abbandona, il Signore non ci lascia soli nell'annunciarlo, costi quel che costi, ma sappiamo che Egli interverrà per darci una mano, per supportarci
per aiutarci a stare in piedi. Pensiamo anche in questi giorni che stiamo vivendo, nei quali siamo chiusi, e quindi questo annuncio sembra quasi impossibile da poter realizzare nella nostra vita. Eppure sappiamo che nonostante ciò il Signore è con noi. Ecco questa grande speranza allora da vivere, certamente in prima persona, ma poi anche da comunicare agli altri, a partire dai più cari che stanno in casa con noi in questi giorni, fino a quelli che sono più lontani. E poi un'altra caratteristica che ritroviamo in tutta la liturgia di questa giornata è la gioia. L'abbiamo già richiamata in tutte le salse, tra ieri, l'altro ieri e anche oggi. L'annuncio pasquale è abitato dalla gioia e l'annunciatore vive della gioia di cui è portatore. È una gioia che certamente traspare dalla gioia, dalla serenità che emana un sorriso, per esempio, ma che non si deve fermare al sorriso. È più che altro un atteggiamento che sta nel nostro cuore, come lo abbiamo del resto appena anche descritto attraverso gli altri due atteggiamenti, lo stare in piedi, la franchezza, il coraggio. È la gioia per la risurrezione di Cristo e di cui il discepolo è stato testimone, ed è quella gioia che da questo momento in poi diventa anche il senso di tutta la nostra vita. Ecco perché, fratelli e sorelle, non possiamo, se siamo veramente cristiani, se ci fregiamo e se ci vantiamo di esserlo, non possiamo non essere gioiosi in questi giorni. Quanti messaggi ho ricevuto nella giornata, anche con Corrado, abbiamo ricevuto ieri da parte vostra, vi ringraziamo anche per questa vicinanza che ci manifestate e che è per noi motivo di grande consolazione e ci fa anche andare avanti anche noi in questi giorni, anche se siamo preti, prima di tutto siamo come tutti voi, esseri umani, nella nostra umanità siamo anche noi fragili, però se siamo abitati da questa gioia, vi dicevo, non possiamo vivere questi giorni in maniera triste, col muso lungo e baretta fracana, si diceva una volta, si dice anche adesso questo detto. Dobbiamo essere capaci di fare di questa gioia il nostro stile di vita, il senso della nostra vita, perché se anche questa Pasqua è singolare rispetto agli anni passati, se questa Pasqua si inserisce dentro un contesto preoccupante, un contesto forse anche ostile a noi, tenebroso e buio, ma è pur sempre Pasqua, è pur sempre la vittoria della vita sulla morte, non dimentichiamo mai, anche in questi giorni, perché noi, se siamo cristiani, dobbiamo cercare di fare tutto ciò, trasmettere questa gioia, altrimenti che razza di discepoli siamo, che razza di apostoli di Gesù siamo nella nostra vita. E infine la pagina del Vangelo ci parla di questa corsa di cui sono protagoniste le donne, le quali appunto corrono dopo aver abbandonato il sepolcro per andare a rendere partecipi gli altri della scoperta da loro fatta. Per correre dobbiamo stare in piedi, richiama tutto ciò che abbiamo appena detto. Viene facile in questi giorni la tentazione dello stare seduti ad aspettare che cambi qualcosa, ad aspettare che le sorti di questo tempo volgano in meglio. E intanto il tempo passa, le notizie sono un po' più positive, ma i morti comunque continuano ad essere tanti, troppi, e noi li ricordiamo, tra parentesi, in questa Pasqua
così strana. No, il discepolo non può stare seduto, il discepolo non può accontentarsi di aspettare che cambi qualcosa, il discepolo deve correre, il discepolo deve essere lui, questo cambiamento deve partire da lui può rappresentare una svolta, come le donne hanno sicuramente rappresentato una svolta per gli altri discepoli. E quando gli altri discepoli ascoltano il loro annuncio, un annuncio sarà stato fatto, chi lo sa, magari con un respiro affannoso, con lacrime di gioia anche, per trattenere a fatica la gioia, questi discepoli poi sono stati cambiati, quasi sono stati trasfigurati. Ecco allora come anche noi cristiani possiamo, nel nostro piccolo per carità, per quello che ci è dato di fare, ma possiamo rappresentare una svolta. Questa Pasqua potrà rappresentare una svolta certamente, ma grazie al contributo che noi potremo dare con la nostra vita, con le nostre parole in questo tempo, con il nostro passare dalla contemplazione all'azione. Anche noi mettiamoci dunque in questa corsa, sentendola dentro come una grinta, dalle mie parti si dice il murbin, no? Di fare, di parlare, di gioire. Ecco. E questo allora lo possiamo anche noi chiedere al Signore, ecco, cercando di essere discepoli credibili e credenti. Lo chiediamo al Signore in questa Eucaristia, ricordiamoci della misura in cui portiamo nel cuore lo slancio per l'annunzio pasquale, possiamo dire a noi stessi che l'incontro con Gesù risorto da morte è vero. Un Gesù risorto che è in mezzo a noi e che attraverso di noi attende di essere incontrato da tutti. Buona Pasqua. In questo giorno santissimo in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre, per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale, generata dal Cristo, umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo si è fatta pace tra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi, preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere con la fede di chi nel battesimo si sente risorto. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi, mediante il battesimo e la confermazione, sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Renato, Saris, Celes, Antonia, nell'anniversario della loro scomparsa, di Mario, del nostro fratello sacerdote Armando Filippi, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tu hai la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
l'agnello del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo, diffondi nei nostri cuori, Signore, la grazia dei sacramenti pasquali e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono, per Cristo nostro Signore. Preghiera del Cardinale Peter Erdo, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate dell'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto
tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.